Incensurato, sconosciuto alle forze dell'ordine, il 35enne mestrino era davvero il classico insospettabile, faccia pulita, ben vestito. Invece, l'altra sera, non soltanto è stato scoperto dai poliziotti della squadra mobile a spacciare droga in via Piave a Mestre, proprio nella zona notoriamente di appartenenza dei nigeriani. Di più, nel suo appartamento nascondeva una incredibile quantità di stupefacente degna di un narcotrafficante, ovvero ben 3,5 kg di eroina purissima, ora sotto sequestro, e che, opportunamente tagliata, sul mercato avrebbe fruttato più di 100.000 euro. Lo spacciatore mestrino arrestato questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Alberto Scaramuzza per l'udienza di convalida del fermo. Soltanto pochi giorni fa un altro mestrino trentenne è stato arrestato perché in possesso di 5,5 kg di hashish e marijuana comprate in bitcoin, la criptovaluta digitale, dopo aver preso accordi su una chat Telegram.